No. Allora, Presidente, le avevo fatto un po' una provocazione per capire un po' come funziona questo meccanismo della filiera, no? Ma lei mi ha detto quando sono aumentati i costi e quindi è colpa degli agricoltori perché hanno chiesto di più. No, questo era era un ragionamento. Un ragionamento. Ma in realtà i costi sono aumentati anche agli agricoltori, cioè non è che gli agricoltori sono stati esenti dall'aumento perché avete avuto costi energetici superiori, assolutamente, una serie di cose. Ma non solo, ma le materie prime che noi storicamente producevamo, come ad esempio l'urea, cioè tutti quei fertilizzanti necessari, essendo che venivano prodotti nei paesi esteri come i paesi dell'est, con la guerra dell'Ucraina c'è stato un blocco totale delle importazioni, quindi sono schizzate le stelle. Ma detto questo, è chiaro che il consumatore subisce sicuramente l'aumento dei prezzi, quindi vuol dire che il valore all'interno della filiera c'è, il problema è che viene ripartito male, perché il problema della ripartizione del valore che era insufficiente, c'era anche prima che aumentassero i prezzi, cioè non è cambiato nulla rispetto a quello che c'era prima. Solo che si percepisce maggiormente. Si è aumentata il delta di prezzo per andare a compensare i maggiori costi che tutti hanno avuto, cioè la grande distribuzione ha ragione, ha aumentato i costi come li ha aumentata la trasformazione, come li hanno aumentati gli agricoltori per primi, e quindi è chiaro che i fattori non cambiano e quindi occorre rivedere dov'è che c'è il meccanismo che salta. Potrebbe essere anche in un'organizzazione di filiera, non è detto che la logistica sia giusta, non è detto anche che non dobbiamo agire e arrivare a ragionare sugli sprechi, su una questione anche di gestione degli sprechi, cioè vede, è un piano è complessa la cosa. È complesso. Allora, se ti metti giù con la politica e provi a vedere dove sono i punti in cui si riesce a intervenire, bene. Se invece va sempre bene così, perché tanto l'agricoltore si lamenta, è abituato a lamentare, io credo che oggi gli agricoltori hanno dimostrato che probabilmente sono arrivati al limite. E quindi, cosa è? La responsabilità che ho io come dirigente, che abbiamo noi come dirigente, è quella sicuramente di continuare la nostra azione sindacale, di andare avanti con quello che abbiamo fatto con il documento politico del 26 ottobre, dove abbiamo messo in fila tutta una serie di tematiche, abbiamo consegnato un governo, tra l'altro un governo, voglio dire, che parzialmente ci ha ricevuto, perché erano in altre faccende affaccendate. Probabilmente adesso ritenteremo e vedremo se sarà molto più attento rispetto alle questioni che portavamo. Perfetto. Lei, Presidente, cosa ne pensa a proposito? Beh, io penso che la manifestazione che abbiamo organizzato a Roma il 26 di ottobre e l'elaborazione di questo piano nazionale dell'agricoltura che abbiamo consegnato al governo contenga dei punti molto importanti che sono anche contenuti all'interno delle manifestazioni di questi giorni, per cui il fatto che CIA abbia presentato al governo un piano in cui all'interno c'è la redistribuzione del reddito all'interno della filiera, come ha ben spiegato il Presidente Passarini, come la questione della fauna selvatica, piuttosto che una gestione oculata e molto attenta della risorsa idrica, piuttosto che i problemi riguardanti la manodopera, per cui la questione dei voucher, che è una questione insomma che riguarda l'agricoltura ma non solo la questione agricola, e tutti i punti che abbiamo, l'eccessiva burocrazia, la questione delle assicurazioni, così come appunto la questione del reddito, del garantire il reddito ai nostri agricoltori, siano dei punti che non sono oggi, non sono delle scoperte, non sono problemi che abbiamo visto oggi, ma che sono delle proposte che da tempo CIA nazionale, ma all'interno di tutti i suoi territori, porta avanti da molto tempo, e che continua ad avere un rapporto diretto e un rapporto continuo con quelle che sono le istituzioni, con quella che è la politica, con quelli che sono i soggetti deputati ad avere un dialogo e appunto a provare a trovare insieme una soluzione a questi problemi, appunto, che ribadisco non sono problemi nuovi. Assolutamente, sono d'accordo con il Presidente, questa Europa non ci tutela come dovrebbe, siamo sempre lasciati alla deriva, ma anche i nostri politici che fanno, questo è un telespettatore che ci scrive. Presidente, voi agite a livello di sigla sindacale CIA da soli o trovate il supporto, visto che sono delle istanze, come anche sottolineava la
Presidente, lei, condivise poi a livello europeo anche da non sigle sindacali o neocostituite, perché poi sostanzialmente abbiamo visto che alcune che vengono dall'Europa non hanno appartenenza. Quindi siete soli o potete creare una massa critica sostanzialmente? No, noi come CI Agricoltori Italiani siamo all'interno di un sistema di aggregazione di sindacati europeo dove ci sono tutti, ci sono anche i tedeschi, i francesi, tutte le sigle italiane o piuttosto che quelle ungheresi, che si chiama Copa-Cogeca. Cioè il Copa-Cogeca è un'unione di sindacati che interloquisce direttamente con quelle che sono le commissioni. Quindi avete una forza un po' Noi però abbiamo un ufficio a Bruxelles, cioè CI Agricoltori Italiani ha un ufficio voglio dire confederale che interagisce poi anche direttamente con le commissioni, cioè noi agiamo sia per conto del Copa-Cogeca che è che è il sindacato dei sindacati, ecco, se vogliamo un po', è l'associazione delle associazioni dei vari paesi europei, e poi abbiamo quella che è la nostra azione diretta con i vari parlamentari europei, con i vari presidenti di commissione, piuttosto che con i sottosegretari europei che sono in Europa e che agiscono come lobby politica relazionandosi a quelle che sono le istituzioni. Dopodiché devo dire noi anche nel nostro approccio politico crediamo che vada aperta anche una discussione anche con il mondo civile, con i consumatori, con quelle che sono, voglio dire, anche proprio le associazioni che rappresentano ad esempio i territori, i comuni, cioè occorre una dialettica a 360 gradi, proprio perché siamo inseriti in un contesto sociale economico. Assolutamente. Ecco, dal punto di vista dell'attività di cui si occupa, tra l'altro Presidente, poi rappresentando anche tanti vostri iscritti e comunque agricoltori che hanno degli allevamenti, qual è il problema che riscontrate, che toccate con mano oggettivamente sul territorio, quindi mutuando quanto abbiamo detto a livello generale proprio a livello territoriale? Leggo un attimo anche un messaggio: capisco il cambiamento climatico che coinvolge in particolar modo l'agricoltura, ma diventa insostenibile vedere questo aumento pazzesco, forse è ora di ripensare tutto il piccolo, non ha più senso di esistere, è un dispiacere, sostanzialmente dice che il piccolo è difficile da mantenere perché forse ha dei costi di sostenibilità difficili, la filiera grande potrebbe in qualche modo tagliare i costi, non lo so, mi sembra di capire questo. Se vuole rispondere al telespettatore, dopo anche alla Presidente. È un'analisi un po' parziale, nel senso non è una questione di dimensioni, è una questione di progetto aziendale che uno ha. Chiaro che se uno piccolo vuole competere sul mercato delle commodities, cioè con quello che ha centinaia e centinaia di ettari di mais o di grano, probabilmente fa più fatica. Però abbiamo visto che le realtà piccole, cioè l'impresa familiare, su determinati territori, attraverso la multifunzionalità, ne abbiamo l'esempio qua, tra l'altro una donna, è riuscita a trovare un progetto economico che soddisfa quella che è la necessità di una famiglia, di un'impresa, attraverso delle specificità, e quindi voglio dire, possa essere l'agriturismo, la produzione di produzioni particolari, quindi diversificazioni, quindi è chiaro che non è una questione di piccolo o grande, è una questione di quale risposta, di quali strumenti noi mettiamo a disposizione del progetto agricolo, e spesso lo facciamo anche attraverso i PSR, cioè le programmazioni di sviluppo rurale, dove spesso verso anche i giovani mettiamo a disposizione delle risorse affinché questi portano a compimento il loro progetto politico. Se no sarebbe difficile. È chiaro che il piccolo può diventare comunque grande se è inserito all'interno di un contesto associativo, cioè se è all'interno di un'organizzazione di prodotto, di una cooperativa piuttosto che di un consorzio, è chiaro che tanti piccoli poi diventano... sono come i gruppi di acquisto per quanto riguarda i consumatori. Ma non solo, guardiamo i nostri consorzi più blasonati che abbiamo, se pensiamo al consorzio Prosecco, al consorzio del Pinot, nel vitivinicolo faccio un esempio, ma anche altri consorzi o cooperative, vediamo che poi l'aggregazione permette anche a chi è piccolo di affrontare quelle che sono le sfide del mercato, perché viene inserito in un contesto organizzato. Quindi Conti piccolo e bello è stato sempre un po' la cosa che cercano di denigrarci in Italia e poi diventa l'arma vincente. Prego Presidente. Sicuramente insomma, i problemi che riscontrano le aziende agricole sia piccole che grandi sono quelli legati ai costi di gestione, all'aumento dei costi di gestione dell'intera azienda. È chiaro che, come diceva il Presidente, nel momento in cui alle aziende agricole vengono date delle opportunità di sviluppo,
vuoi attraverso la fattoria didattica, vuoi attraverso l'agriturismo, vuoi attraverso l'agricampeggio, per cui nel momento in cui un'azienda ha la possibilità e ha anche le capacità poi di poter sviluppare la multifunzionalità, è chiaro che le possibilità di reddito e anche la possibilità di non solo fare agricoltura, ma fare anche un'economia, anche essere un servizio alla società, servizio certo. in termini di didattica, in termini di ricettività, in termini di ristorazione, ecco che diventa molto più attrattiva e diventa anche molto più facile rimanere sul mercato. Ecco. Certo. Il settore dell'allevamento come sta andando? Produzione lattiero-casearia quindi? In questo momento il prezzo del latte ai produttori, per cui stiamo parlando all'agricoltore, in questo momento il prezzo del latte sta diminuendo, per cui nonostante i costi di gestione non stiano diminuendo di pari passo, c'è una lieve flessione su quello che è il valore del latte in questo momento. Come si spiega questo? Perché come sempre succede nel momento in cui si verifica una modifica nel mercato, i primi che ne risentono è il primo anello, che è quello del produttore primario, per cui nel momento in cui si vede che il prezzo dell'energia tende a tornare sui livelli pre-guerra in Ucraina, ecco che si va a diminuire il valore e il prezzo, insomma, da riconoscere all'agricoltore, cosa che poi invece non vediamo nello scaffale al supermercato. Infatti bravo, quindi vuol dire che ancora una volta... Questa è una risposta per il suo collega della grande distribuzione. Questa ancora una volta abbiamo questo problema qui, è un po' come diminuisce il valore gasolio, però la pompa poi alla fin fine vedi delle cose irrisorie a fronte di altre situazioni a monte. Dovete assolutamente analizzare questa cosa, perché può mettere in crisi un'azienda agricola. Allora, i dati ci dicono che in Veneto stanno chiudendo 150 aziende l'anno, e questo è un dato che sicuramente ci deve far riflettere, perché non stiamo parlando di 150 aziende a livello familiare, per cui piccole aziende, ma stiamo parlando di aziende specializzate, aziende che sono strutturate, per cui che hanno una certa dimensione, quindi che hanno dipendenti e che hanno anche una fetta di mercato che evidentemente lasciano scoperta. Nel momento in cui ci sono 150 aziende che chiudono, vuol dire che ci sono minimo 150 famiglie che entrano in crisi, più tutto quello che è l'indotto che generavano. Certo, questo tra l'altro sono dei dati oggettivi, perché vengono dall'osservatorio agricolo dell'INPS, però per fortuna aumentano i giovani in agricoltura. Lei è anche un esempio a questo riguardo, dopo ci dirà magari se le difficoltà che si possono incontrare come giovane appunto in agricoltura, che tipo di azienda ha pensato oppure pensate di ristrutturare nella fattispecie per riuscire a sopravvivere a questi cambiamenti, se questi cambiamenti ci piovono sulla testa poi sostanzialmente. Torniamo su questi temi dopo la pubblicità, tra poco.